La Casina Giambertoni, la scuola rurale, i nuovi scavi del quartiere ellenistico romano sono solo alcuni dei siti di grande valore archeologico, artistico e paesaggistico di Agrigento, visitabili in occasione della 22esima edizione delle giornate FAI di primavera, in programma dal 21 al 23 marzo prossimi, con ciceroni di eccezione, gli alunni delle scuole. Ad Agrigento abbiamo un itinerario agusteo, ricordiamo a 2000 anni dalla morte Ottaviano Augusto, e quindi ci sposteremo dall'ipogeo Giacatello al museo, alla casina del professore Giambertoni o Melisenda Giambertoni, oppure alla scuola rurale recuperata grazie anche all'invito del FAI, e poi ci sposteremo anche al quartiere ellenistico romano. Credo però che la novità più importante sia quella di aprirci in provincia. Abbiamo accolto l'invito ovviamente del FAI ma anche della prefettura, la nostra missione di delegazione provinciale. Cominciamo con Favara e poi ci sposteremo anche a Sciacca e a Palma di Montechiaro. Nell'ambito del brevissimo intervento che ho fatto alla presentazione di questa bellissima iniziativa, ho precisato che ci partecipavo sia in termini personali ma con forti emozioni, e poi anche come presenza di una rappresentanza dello Stato e la valorizzazione di ciò che è bello. E come si è detto nel corso qui della presentazione, la conoscenza del bello aiuta sicuramente anche ad abbellire l'uomo. L'occasione offerta dal FAI apre le porte al patrimonio artistico e culturale della città, che spesso non è conosciuto principalmente dai ragazzi. Proprio questo è il punto centrale di oggi. I ragazzi devono conoscere la propria cultura, devono conoscere il proprio patrimonio storico-culturale per comprendere quali sono i nostri obiettivi del futuro. Gli obiettivi intesi come programmazione dal punto di vista dei giovani, anche come futuri dirigenti, va inteso proprio nella salvaguardia del nostro patrimonio storico-culturale. Vogliamo dimostrare e mostrare il nostro lavoro, quello che facciamo per questo nostro paese e in caso nostro per la nostra città. Sarà una grande festa e accoglieremo i visitatori con le nostre guide che li condurranno in giro per il giardino, e poi abbiamo delle chicche particolari. Antonella Noto, una bravissima pittrice, farà un'estemporanea di pittura sabato e domenica, dipingerà la Colimpetra dal vivo, e poi domenica a mezzogiorno al Tempio di Vulcano abbiamo un altro contributo artistico con la banda Vincenzo Bellini, diretta dal maestro Camillo Mangione, che farà un concerto di musica da film, musica dedicata a Lucio Dalla e altri autori vari, per una festa meravigliosa a cui invitiamo tutti i nostri concittadini. È un'ottima occasione questa che si sta fornendo il FAI, l'apertura alle periferie, e aprendo uno spazio ben più ricco e ampio rispetto agli anni passati. È un'occasione straordinaria perché è vero, tutta la nostra provincia, tutti i territori anche più marginali presentano delle ricchezze straordinarie, delle bellezze uniche che vanno sia dall'archeologico che dal monumentale, come quello che offriremo quest'anno noi, ma anche al naturalistico. Favara è stata prescelta dal FAI di Agrigento ad essere inserita nelle 3 giornate di primavera per far conoscere le bellezze artistiche, monumentali e culturali delle diverse realtà locali. Quest'anno c'è una novità, perché mentre dapprima si andava solo in una direzione, adesso sono stati coinvolti 4 comuni, appunto tra i quali il nostro. Io sono particolarmente felice e ringrazio il FAI per aver prescelto la nostra città, perché abbiamo da mostrare ai visitatori alcuni gioielli di casa nostra.